I giorni scorsi l'assessore Federico Benini del Comune di Verona ha risposto di fronte alle proteste, alle lamentele, alle segnalazioni e alle dimostrazioni anche fotografiche del degrado di parchi gioco, in particolar modo della zona di Borgo Venezia, quartiere Borgo Venezia. Ha risposto che lui è tranquillo e che alle numerose mail e segnalazioni ricevute risponde con i fatti e non alle mail incontrando le persone. Già questo mi sembra una risposta alquanto maleducata e arrogante, perché i cittadini prima di tutto hanno bisogno di essere ascoltati dagli amministratori, soprattutto locali, e di potersi confrontare, di poter mostrare anche di persona quelli che sono i problemi. Inoltre l'assessore Benini, non basta dire questo, dice anche che nel giro di qualche mese la situazione verrà sistemata, dimostrando da una parte di sottovalutare la problematica, come se bastasse cambiare le giostrine, mettere qualche giostrina nuova nei parchi gioco o qualche panchina nuova per sistemare e togliere il degrado, l'insicurezza e tutti i vari problemi che ci sono ormai nelle aree verdi del comune di Verona. E in secondo luogo prende in giro i cittadini perché come non si ricordasse, come fosse una cosa normale, che è 4 anni che c'è questa amministrazione, che c'è l'amministrazione Tommasi e dopo 4 anni, oltre 4 anni, dice fra qualche mese grazie a Dio ci andrà il voto e l'amministrazione Tommasi concluderà il suo mandato. Quindi anche questa è una risposta che rasenta il ridicolo, se non il vergognoso, visto che, ripeto, è oltre 4 anni che stanno amministrando, quindi le risposte le dovevano già aver date. E prima di tutto rendersi conto e ascoltare i cittadini che rilevavano questi problemi. A maggior ragione sono dei genitori che ormai non hanno più nemmeno voglia, non se la sentono più di andare nei parchi giochi per portare i bambini, non si sentono sicuri perché c'è della gentaglia perennemente ubriaca che fa degrado, che approfitta anche di queste aree verdi che spesso sono abbandonate, non viene tagliata l'erba in maniera adeguata, le panchine o appunto i giochi per i bambini sono messi male, non c'è un'adeguata pulizia, una serie di problemi che non nascono da oggi, che già da qualche anno evidentemente che ci sono, ma che purtroppo fino ad oggi questa amministrazione evidentemente ha ignorato, e dubito che nel giro di qualche mese o qualche settimana interverrà in maniera adeguata. Quindi forse la cosa migliore che dovrebbe fare l'assessore Benini e la sua amministrazione è di mettersi e chiedere scusa per quello che non hanno fatto, occupandosi invece di altre questioni eh, nella città in modo ideologico, come le piste ciclabili fatte ovunque in maniera forsennata e ideologica, appunto, non in maniera sensata, andando a devastare anche intere strade, interi quartieri, abbattendo alberi e quant'altro. Si sono preoccupati di questa loro azione di propaganda ideologica a spese dei cittadini invece di occuparsi dei semplici e reali problemi dei cittadini che vogliono vivere serenamente nelle aree verdi, nei parchi gioco, nelle piazze, nelle città della nostra, nelle piazze della nostra meravigliosa città. L'altra questione che emerge proprio oggi sui giornali, che molti cittadini hanno visto, è l'ennesimo colpo inferto in pieno centro, in corso Portoni Borsari, da parte di ladri professionisti, evidentemente, che totalmente indisturbati sono andati a fare un assalto a una gioielleria in pieno centro a Verona. Questo è un simbolo anche questo di degrado, di insicurezza, ma soprattutto di una situazione dove questi delinquenti, questi ladri, questi criminali si sentono liberi di poter intervenire, rubare, bloccare strade addirittura sembra, anche in pieno centro. Quindi il degrado dei quartieri poi diventa un degrado anche del centro storico, un'insicurezza del centro storico dove i delinquenti si sentono liberi di spadroneggiare in questa maniera. E anche di fronte a questo non si può fare nulla,
secondo qualcuno. Secondo noi invece si può assolutamente fare tanto, si deve fare tanto per riportare sicurezza, decenza, decoro e serenità ai cittadini veronesi, che non possono vivere in questa situazione folle dove i criminali mettono a segno colpi di questo genere, rapine di questo genere, sentendosi, ripeto, indisturbati, sicuri di poter colpire a Verona, in pieno centro, in questa maniera, e facendo anche un danno economico, oltre che sociale, molto importante, molto elevato. Ma l'amministrazione comunale di Verona sembra non accorgersene, sembra, vuole non accorgersene. Per mesi, anni ha parlato di percezione, adesso ovviamente cercano di scaricare la colpa su qualcun altro, qualcos'altro. Devono assumersi invece le loro responsabilità, perché se ammettono che non è più una percezione, ma il problema sicurezza c'è, come ha già fatto qualcuno dell'amministrazione comunale Tommasi di sinistra, allora vuol dire che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, compreso chi da oltre 4 anni amministra questa città.